Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Formula 1 2011. Oggi ci ritroviamo all'interno del nostro circuito della Malesia, Kuala Lumpur, questo fantastico Gran Premio, e ci ritroviamo davvero molto svantaggiati all'interno di questo circuito, poiché come potete vedere i nostri obiettivi in basso a sinistra sono stati completati all'interno delle prove libere, però nelle qualifiche siamo andati un po' maluccio. Ovviamente vi farò vedere il motivo perché ci siamo ritrovati davvero molto male, però per adesso saliamo intanto su un bel elicotterino e andiamo a vedere il nostro circuito dall'alto per vedere le peripezie che dovremmo affrontare e ovviamente la strategia migliore per affrontare le nostre curve e i nostri rettilini. Eccoci ragazzi, il nostro circuito internazionale della Malesia. Come potete vedere ritroviamo una bella pioggia battente che distrugge il nostro asfalto e infatti il nostro caro pilota fa bene a entrare dentro la monoposto, anzi farebbe meglio a portarsi anche un bello ombrellino dentro per ripararsi. Come potete vedere le qualifiche non sono andate tanto bene per colpa appunto di questa stranissima pioggia. Infatti ci ritroviamo al 17° posto e il nostro caro staff ci ha imposto un bell'obiettivo, ovvero di raggiungere l'11° posto. Quindi noi adesso andiamo nella nostra sezione degli assetti e carichiamo il nostro assetto preimpostato, ovviamente creato da me, poiché sono riuscito a studiare questo circuito, però questo assetto non è stato molto efficace nelle qualifiche. Intanto iniziamo la nostra gara, entriamo direttamente nella nostra 17ª posizione. Tutto pronto? Bene, accendiamo il motore. Allora, come potete vedere la nostra macchina sta per uscire allo scoperto. Disponiamo delle gomme intermedie ragazzi, visto che il circuito è molto bagnato, ma non sta piovendo davvero a dirotto, sta piovigginando, quindi le gomme da bagnato sarebbero inutili. Ci ritroviamo con Vettel al primo posto, Barrichello al 7° posto, ragazzi ha preso 10 posizioni in più al nostro caro Edward, quindi dobbiamo riuscire a superarlo. Vediamo un po' come possiamo fare. Intanto ci ritroviamo a Sutil a sinistra, acceleriamo al massimo, spremiamo la nostra vettura, riscaldiamo i cilindri. Bene, utilizziamo il nostro turbo ragazzi, il nostro caro KERS, e utilizziamo per adesso la miscela numero 1, il carburante davvero molto più veloce. Guardate le vetture che quantità impressionante di acqua riescono a sollevare con i loro motori. Andiamo avanti, guardate un po', siamo arrivati già alla prima curva e troviamo la bella Ferrari davanti a noi, il nostro caro Alonso. Guardate ragazzi, avanti, acceleriamo con il nostro caro KERS, spingiamo la nostra vettura al massimo, c'è il nostro Button davanti. Andiamo, vediamo che cosa succede. Ecco, ci ritroviamo al 6° posto con Webber davanti a noi, il caro australiano. Forse in frenata riusciamo a superarlo ragazzi. Dai dai, chiudiamolo all'interno. Ce l'abbiamo fatta, 4° posto. Dai, in accelerazione siamo abbastanza forti. Adesso ragazzi vi spiegherò l'assetto iniziale, però in questi momenti principali non posso farlo perché è davvero molto difficile. Dobbiamo concentrarci. E guardate Massa della quantità di acqua che continua a emettere. Ho dovuto frenare per non andare a sbattere contro qualche protezione. Intanto ci ritroviamo sempre il nostro caro Button nelle nostre retrovie ragazzi, anche tema Shogun. Andiamo. Attenzione ragazzi, in queste curve è molto frequente il fenomeno dell'acquaplaning, ragazzi, possiamo andare a sbattere contro qualche muro se andiamo a prendere una bella pozzanghera. Ragazzi, attenzione, guardate un po' sul riscaldamento del motore. Ho dimenticato di dirvi una cosa molto importante su questo circuito. Allora, parliamo un po' della storia del nostro circuito della Malesia. Allora, il circuito della Malesia, ragazzi, è stato edificato al di sopra di una palude, quindi ogni anno quando le auto di Formula 1 vanno a correre al di sopra di questo circuito si ritrovano il circuito con delle imperfezioni dovute appunto al clima. Ovviamente nella stagione in cui corrono il clima, anzi la temperatura riesce ad arrivare ai 40 gradi e per questo il nostro caro motore si ritrova in condizioni davvero rischiose. Adesso siamo riusciti a raffreddarlo non spingendo al massimo, infatti non ho l'acceleratore completamente al massimo per evitare quindi delle spiacevoli sorprese. Non vogliamo andare a incenerire tutti quanti con il nostro fumo proveniente dai nostri scarichi, anzi dagli scarichi, dal nostro motore direttamente. Vi dicevo, oggi abbiamo trovato questa giornata piovosa e disponiamo delle gomme intermedie. Visto che il circuito non è né molto bagnato né molto asciutto e ritroviamo una pioggerellina, possiamo utilizzare queste gomme intermedie, a differenza da quelle da bagnato, che quelle da bagnato vengono utilizzate solo quando l'acqua è alta 20 cm e il nostro pilota invece di correre, di guidare, si mette a nuotare oppure alza una bella vela e si mette a fare una bella gara di barca a vela. Perché praticamente ragazzi oggi noi non stiamo correndo, stiamo navigando in alto mare, ci mancano solo 2 cannoni
sui frontoni occidentali e orientali, ci possiamo mettere a sparare agli altri corridori. Va bene, continuiamo. Intanto ci ritroviamo al quarto posto, ragazzi. Abbiamo fatto un bel colpo di scena, il nostro staff ci starà guardando con gli occhi spalancati, perché il nostro barrichello l'abbiamo lasciato nella parte bassa della classifica, sentirà un mondo di freddo laggiù. Se avessi la radio all'interno di questa macchinina lo prenderei in giro. Intanto utilizziamo il nostro KERS, ragazzi. Intanto vi spiego un po' la nostra auto come è settata. Allora, siccome il circuito della Malesia è un circuito che contiene davvero qualche rettilineo, ma delle curve veloci, ma soprattutto dove è importante la trazione ma anche la reattività della nostra cara vettura, ho impostato un assetto aerodinamico davvero molto elevato. Praticamente ho aumentato l'altezza dell'alettone anteriore e l'altezza dell'alettone posteriore per affrontare nella maniera migliore le nostre curve. Ovviamente le nostre marce sono state settate in modo tale da ottenere un'accelerazione minore, anzi superiore nelle curve lente, e quindi nelle curve davvero molto lunghe ho utilizzato delle marce lunghe. Quindi stiamo utilizzando per adesso una miscela elevata. Adesso torniamo alla nostra miscela normale per evitare quindi l'esaurimento del nostro carburante, e adesso facciamo andare un po' avanti la nostra cara Williams, facciamola divertire all'interno di questo circuito, continuiamo a tenere sempre questa posizione, almeno si spera, e vediamo un po' la gara come si evolverà. Bene, ragazzi, ci ritroviamo all'interno dell'8º giro. Come potete vedere ci ritroviamo all'interno della 6ª posizione. E intanto sempre il nostro caro ingegnere dello staff continua a rompere le scatole dal suo posticino in cabina e ci spinge a superare il nostro caro pilota. Intanto Mark Webber e Jenson Button ci hanno superato. Mark Webber ci ha superato regolarmente, ma invece Jenson Button ci ha superato all'interno di un cordolo tagliando la curva. Intanto i giudici di gara non se ne sono accorti. Vabbè, ci ritroviamo all'interno della 6ª posizione. Ovviamente continuiamo a fare del nostro meglio, e come potete vedere il DRS non è abilitato in questa modalità di gara, perché ovviamente ritroviamo la nostra cara pioggia e quindi non possiamo attivare la nostra aletta posteriore, perché se già sbandiamo con la pioggia, figuriamoci senza aderenza con la nostra cara aria. Quindi andremo a finire in qualche protezione qui sulla destra o sulla sinistra. Intanto ritroviamo la nostra cara Ferrari che continua a spingere dietro e cerca di soffiarci la posizione. Intanto guardate un po', stiamo migliorando anche nel secondo settore, meno 301 centesimi di secondo, e il nostro giro migliore è stato di 1 minuto e 43. È davvero molto buono, anche se ci ritroviamo a 5 secondi di distanza dal nostro caro Jenson Button. Ovviamente sono tornato alla modalità carburante numero 3, come avete potuto vedere, perché il nostro carburante ovviamente deve essere gestito nella maniera migliore, perché non vogliamo ritrovarci senza carburante. Ragazzi, una cosa davvero molto importante: all'interno di questo circuito non ho effettuato pit stop, perché praticamente in una gara del genere i pneumatici vengono sfruttati, però la loro aderenza al suolo non li fa consumare nel momento in cui, come quando nel momento in cui l'asfalto è asciutto. Infatti, se potete notare la loro temperatura sulla destra, sono abbastanza caldi, ma non in maniera eccessiva, appunto perché se riusciamo a prendere diverse pozzanghere all'interno del circuito riusciamo a raffreddarli, e quindi cerchiamo di tenerli sotto controllo per evitare alcune forature, perché nel momento in cui attenzione alla Ferrari, ci stava superando. Nel momento in cui la gara è asciutta è davvero necessario cambiare le nostre gomme. Intanto continuiamo ad andare avanti, è probabile che continuiamo a tenere questa posizione, però sempre il nostro caro Heidfeld dietro continua a spingere, perché adesso è stato superato da Alonso. Intanto vediamo un po' cosa possiamo fare all'interno di queste chicane. Andiamo. Intanto continuiamo con la nostra cara energia cinetica a spingere. È davvero molto importante utilizzarla all'uscita di una curva per recuperare la nostra accelerazione. Molto importante, ragazzi, evitare di effettuare delle entrate in curve molto pericolose ad alte velocità, ma entrare in maniera molto cauta e uscire in maniera veloce. Bene, allora siamo sempre allo stesso posto, quindi l'obiettivo è all'11° posto. Dobbiamo continuare in questa maniera. Se ci capita un bell'episodio di aquaplaning non so quello che dobbiamo fare, oppure speriamo che le nostre gomme continuino a tenere, si ritrovano con una temperatura abbastanza normale, ci ritroviamo sul verde, quindi dovrebbero tenere per l'ultimo giro. Bene,
continuiamo a scalare le nostre care marce, ragazzi. Avanti l'ultima curva prima dell'ultimo giro. Avanti, avanti, sesto posto, ragazzi. Forza, 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 dobbiamo tenere l'ultimo giro. Speriamo che le gomme ci reggano, perché 11 giri con lo stesso treno di gomme. Attenzione! Attenzione, guardate! Ci stava superando, mamma mia dell'incidente che ha fatto. Guardate un po' nella mappa in basso la coda che si sta formando all'interno del primo settore. Ecco qua anche le bandiere gialle, la bandiera verde, la gara riparte. Guardate un po' quello stronzetto che sorpasso difficile che stava effettuando, appunto ci stava passando sull'asfalto, credeva che eravamo su Dirt 3, gare di rally. Bene, ritroviamo solo Alonso dietro il nostro alettone posteriore, quindi dobbiamo continuare a spingere. Wow ragazzi, perché davvero perdere il controllo all'interno dell'ultimo giro è molto ma molto brutto e anche molto pericoloso per la vettura, perché possiamo danneggiarla in una maniera proprio distruttiva e poi i meccanici appena arriviamo al box ci spolpano vivi. Davvero attenzione ad Alonso, la Ferrari che ci sta superando. Ecco, ci mettiamo sempre con il nostro KERS, ragazzi. Il KERS può essere utilizzato sia in fase di attacco che in fase di difesa, come avete potuto vedere. Dobbiamo continuare a mantenere il sesto posto, dai che stiamo migliorando di una posizione. Poi se riusciamo a prendere questo sesto posto, appena arriviamo da Barrichello ai box lo prendiamo in giro, ci vantiamo. Dai dai dai, però dobbiamo fare bella figura all'ultima curva, non voglio uscire di pista. No ragazzi, e che cosa ho detto? Non voglio uscire di pista. Guardate un po', maledizione, ho perso un attimo il controllo, mi è scappato un attimo. Andiamo avanti, il nostro Sebastian Vettel è riuscito a conquistare la prima posizione. Mettiamo la nostra miscela di carburante elevata, visto che siamo all'ultimo giro. Vediamo se possiamo far cantare i nostri 8 cilindri. Andiamo, 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 andiamo. Forse ce la facciamo. Certo che ce la faremo. Attenzione, attenzione al nostro caro Alonso che si ritrova di dietro. E ormai ragazzi, sesto posto all'interno di questa imponente mappa. Bene, vediamo un po' quanti punti siamo riusciti a guadagnare. Il giro più veloce è stato di 1 minuto e 43 secondi. 11 posizioni guadagnate, ragazzi. Sesto posto, ottima prestazione. Anche il nostro amico dai box è molto felice. Ben 8 punti alla nostra scuderia. Ma dov'è Barrichello, ragazzi? Dov'è Barrichello? Vediamo un po'. Barrichello 24esimo, ragazzi. È arrivato ultimo, quindi davvero abbiamo avuto un'importante influenza all'interno del nostro caro staff. E ovviamente guadagneremo davvero molta esperienza nei confronti suoi. E per adesso all'interno della classifica piloti ci ritroviamo al settimo posto. Al primo posto troviamo Mark Webber con 37 punti, ben 14 punti, dai, possiamo ritenerci soddisfatti per queste due prime gare da dilettanti. Vediamo un po' nella nostra classifica costruttori, la Williams è al quarto posto, molto bene, dobbiamo riuscire ad arrivare alla nostra McLaren e intanto vediamo un po' che cosa accadrà all'interno delle gare successive. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti!